When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Buongiorno Italia. Esatto, bravo. Buongiorno un cazzo. CP. Che spettacolo che avesse persi. Vedi tu, a serrario degli oscuranti davanti. Ieri mi devo fare a cacca, mi avessi là proprio in mondovisione, tipo il cinema all'aperto, vi ho presente. Altri vi sente là sui sedili del vostro camper, con patate popcorn, patatine, quel che vuoi. Vedi, mica caghe. Cioè, bellissima sta storia. I'm too sexy for my car, too sexy for my dog. Wow, buongiorno Italia, ma che figata, bellissimo. Il giardino. Fare il giro, dai, fai corsetta, dai, corri, vai, corri, aiuto, Uzzu, vai, che stupido, Uzzu che scopa, Uzzu, vai che lavori, vai. No, in acqua, no, via. Vara Cocai, vara che sono partiti tutti, stanno partendo tutti, guarda, da dietro il pontile, guarda quanti ce ne sono il pontile là, guarda, Cocai, dicesi anche Gabbiani, andiamo a vedere. CP, hai visto? Guarda cosa c'è, Aironi, Gabbiani, andiamo a fare colazione, stanno partendo via tutti un po' alla volta, man mano che ci avviciniamo partono via sempre di più. Volevo vedere se c'erano granchietti, guarda, là ce n'è uno morto, ma io volevo vederli vivi che zampettavano, se si erano mangiati tutti i gabbiani. È proprio in queste epiche giornate che puoi trovare Alessia che torna con secchi, in lingua locale mastei, de pevarasse o chiamale vongole. Pensa che avevamo fatto pure il video di come trovare le vongole, no? Quindi prova a cercare su YouTube vongole spazio puntine o vongole spazio puntine del mondo. CP, guarda che il tutorial per andare a pevarasse non è roba da poco. Guarda, un pesce morto, sembra tipo una sogliola, guarda che pesce strano. CP, hai visto che bella la natura questa mattina? Guarda che natura. Aspetta, perché loro... ci alziamo alle 7 di mattina, pe. Sì, dopo. E il cane è sveglio, loro in letto. Guarda che lavori. Guarda. Ma mi non so. Questa è la mia angolazione preferita di Pulmin. Guarda, ammiralo in tutta la sua pulminabilità, guarda che roba. Guarda i vicini che ha tutta da pevarasse, vedi? Targati Modena? Eh sì, perché ognuno è il suo. Allora, a Modena il galazzetto balsamico, no? Per fare tutte robe balsamiche. Mentre qua a Cortelazzo che abbiamo il pevarasse. Vedi Italia, questa non è pioggia, questa è humidity, con la Y alla fine. Zu. Guarda. Invece di venire fuori col singano, guarda, è là che va a ricerca dei canali porcelloni per vedere i programmi, quei sconci che fa del prima mattina. Guarda, una roba, cos'è sto zappino qua? Guarda, cos'è? Non so, c'è solo quello. Guarda, non c'è da altre parti. Che strano. E sti zappini qua, così zappini? Vedi, ogni volta che un camper va verso il sud Italia,
perde qualcosa, tipo loro hanno perso il vetrino del fanalino qua, infatti adesso sta facendo ruggine. Vedi qua, condensa per dentro, perché ti avevo spiegato, gli oscuranti termici va messi per fuori, esteriormente. Ah, guarda che hanno 3 braccetti di tergicristalli, hai visto? Sì, bisognava fare anche il video dentro al loro camper, solo che dopo sai, non è periodo, lo facciamo più avanti. Guarda che strani funghi che ci sono. Ce ne sono a gruppetti un po' dappertutto, guarda anche qua. No, quelli sono fortissimi, allora quelli tipo a sinistra, fammi vedere lì, sono tipo chiodini, ma guarda questi, guarda che testa che hanno, guarda questi, qua. Ping, ping, ping. Nel mio Veneto tutto è color ruggine e i fiori sono i funghi. Che non tutti sa, cos'è che roba, conta. È lo scambiatore automatico. Cioè, siccome ci sono 2 bombole, questo è lo scambiatore, questo segnala quale bombola sta lavorando, che è questa, l'ultima che è stata sostituita. Qui abbiamo una finestrella, la finestrella ci dà verde, vuol dire che la bombola c'è ancora gas all'interno. Quando termina, noi non rimaniamo senza gas, perché ce lo segnala comunque in automatico dentro nella... Addirittura? Sì. Appare una lucetta rossa, questo diventa rosso, ma lo scambiatore mi permette comunque di fare il prelievo, permette all'attrezzo di prelevare nell'altra bombola, quindi io per interrompere poi, per cambiare, devo solo girare questo, schiacciare il pulsantino che c'è qui dietro e funziona tutta qua e va con questa. Ah, no, non cambia lui da solo? Sì, cambia da solo, ma questo è solo per segnalarti che la bombola è finita. Ok, quindi quando una è finita, fa tutto, tu non devi scendere. Io non devo scendere, quando una è finita questo diventa rosso, lavora lo stesso in automatico, è uno scambiatore automatico. È moderne tecnologie. È molto comodo, insomma, poi le Bayfin, lo sai, sono leggere, le trovi dappertutto, una bella differenza tra le altre queste. Molto semplici da cambiare perché si usa la solita chiavetta da bombola da casa, non fai altro che chiudere, insomma, togli e rimetti su, quindi anche quando ti trovi all'estero non credo che ci siano assolutamente problemi. In caso che succeda che ci sia qualche problema, sai, diventa rosso, cioè ti segnala solo per se succede qualche problema di rotture, vedi? Crash sensor, anche qui è indicato. È il sensore di trauma. Ah sì, ma avevano detto che ce l'avevo anch'io. Se c'è un problema. Non l'ho visto, ma per cambiare, vedi, ti dice anche qui devi girare, schiacciare il pulsantino che è all'interno e va. Molto, molto comodo. Quanto ti durano? Ad esempio noi adesso siamo stati sul Cansiglio e siccome avevamo la colonnina, e la colonnina per non consumare solo la bombola o l'elettricità abbiamo scelto la modalità combi. Mezzo funzionava con la bombola e l'altro con il combi, insomma. No, capivo. Cioè riscaldamento? Sì, riscaldamento. Metà con la bombola e metà con la bombola e metà con la riscaldamento. Ah, che li usa insieme? Sì. Hai Sì. anche questa possibilità di scegliere o un uso singolo di bombola o solo la 220 o puoi mettere assieme le cose così così consumi meno gas nel frattempo. Come l'Alde? Una buona sostituzione, sì, una buona soluzione, ecco. Perché solo a corrente? No, non tira? Sì, puoi mettere anche solo corrente, certo, solo però tu sai la colonnina ad esempio dove eravamo noi agganciata reggeva 1 kilowatt? 1 kilowatt, solo 1 kilowatt. Sì, quindi saltava. Sì, perché avendo diverse cose accese, noi abbiamo la TV che va supportata anche quella, sai, abbiamo le luci, abbiamo varie cose, soprattutto poi se in estate ti metti anche col Viesa o tutto e sei comunque collegato, diventa un po' poco, insomma. Buongiorno. Sei timida anche, tutti timidi sti cani, guarda che roba, un più timido che altro. Sì, è il giardino da Sky di Singano, cioè Italia, guarda che giardini che singano fuori a casa, sì, quei giardinieri che tengono roba tutta rincurata, che significa tutta sistemata come Dio comanda, anzi come Singano comanda, e vedi, come ti raccontavo nelle puntate precedenti, io concedo alla plebe di entrare nel mio giardino, vedi, gratuitamente, senza gabelle, senza... No...
Cioè secondo me è passato una volta, e anche il ramarro occidentale, ma figurati. Allora la ghiandaia sì, il merlo sì, il ramarro per carità in Veneto sì, ma qua a Corteazzo proprio tasso, oddio. Ho serissimi dubbi. Pigliamosche sì, l'upupa qua non l'ho mai vista, l'usignolo sì. L'upupa non l'hai mai visto perché l'upupa non si fa mai vedere, cioè è difficilissimo vederlo. E chi l'ha che l'ha vista sul prato? Ma devi fare gli appostamenti. È a Capinera, vedi tu quella che è a Capinera, qui a De Verga, vedi? Guarda là, la storia della Capinera, è qui a Capinera. Sicuramente ci sono anche i tassi, solo che vederli. Boh. Io una volta qua vedi Italia ci venivo a fare il mono e mountain bike, facevi tutte le curvette derapando, no è bellissimo bellissimo. Metti che vuoi passarci anche tu, sai che su Google Maps puoi cercare Merville, no? Che sono degli appartamenti ma è anche un pub. Di fronte al Merville c'è una sorta di parcheggio e poi vedrai che ci sono appunto queste passerelle. 4 accessi, si può venire anche in sedia a rotelle se interessa qualcuno. E c'hai, vedi Andrea del T4, che ti piace guardare io 6, vedi tu là tutti i punti per guardare io 6. Poi andiamo di là. Andiamo Allora di questo qua, pezzo non l'avevo fatto, Li facciamo tutti e due. che praticamente devi uscire e rientrare. Hai visto? E si può Sì. scendere. Figata. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your Oh dai che sta uscendo il caricabollette, dov'è il caricabollette? Eccolo là dietro. Eccolo!